Una giornata importante, una manifestazione work in progress in corso, grandissimo successo. Sì, anche quest'anno l'8 marzo per noi rappresenta un momento di celebrazione di tutte le attività che portiamo avanti sul territorio 365 giorni all'anno. Wall of Dolls Liguria è un'associazione ideata dalla nostra grande madrina Giosquino, presidente Francesca Carollo, giornalista di Mediaset, e che qua sul territorio ha messo le sue radici, ha trovato tante volontarie che si sono dedicate con anima e cuore a questa associazione, e grazie a loro che opera tempestivamente e con grande efficacia sul territorio 365 giorni all'anno. Ovviamente le istituzioni ci sono al nostro fianco, hanno fatto sì che possiamo ovviamente tutti i giorni dell'anno portare avanti attività di informazione e prevenzione con i giovani nelle scuole e rete. La rete è la dimostrazione di quello che è sul territorio e che è qua oggi come in un tavolo di lavoro, in rappresentanza di tutte quelle che enti pubbliche e private lavorano sul nostro territorio per far sì di contrastare la violenza di genere e per far sì che le donne riconoscono finalmente l'importanza di una indipendenza non solo salariale e da un punto di vista diciamo così tecnica, ma anche da un punto di vista emotivo e sentimentale, e questo devo dire l'ha riconosciuto anche Daia che Adesso ci arriviamo. Lei rimane qua, poi abbiamo Gaia. Invece volevo sentire Assessore, un momento importante, no? Lasciamo stare le frasi fatte, non un giorno ma 365 giorni all'anno, perché poi bisogna fare. Abbiamo sentito anche l'assessore Gambino, il comune di Genova si impegna in maniera forte a tutela, in questo caso intervenendo con un punto di riferimento da parte delle forze dell'ordine e della polizia locale, però poi c'è il lavoro di tutti i giorni. Genova sotto questo aspetto com'è? Tanto permettimi di dire che questa è una festa delle donne, per le donne, una festa educativa potremmo chiamarla, i cui protagonisti nella fase educante sono sia le donne che gli uomini, perché anche gli uomini devono essere sia educati ma anche devono essere partecipare al percorso educativo. Detto questo, che ci tenevo col cuore a dire, me ne sono accorto, di tutta la città, il comune di Genova è organizzato con 200 assistenti sociali, 90% donne, perché hanno sensibilità e un cuore tutto particolare, diciamo nel genere umano sono quelli che sanno ascoltare, e l'ascolto dei casi è la cosa più importante. Ma non è solo il comune, perché insieme al comune, come diceva Rete la Presidente, sono tantissime associazioni, prima di tutte Wall of Dolls, ma tante altre associazioni che li chiamano impropriamente enti del terzo settore, termine che non dice l'impegno sociale, la vocazione che c'è dietro, perché uno si spende per l'altro, il vivere la città come una comunità, quasi una comunità potremmo dire familiare, dove c'è un'attenzione l'uno per l'altro, ma dove anche bisogna correggere le cose che non vanno, di cui una cosa grave è la violenza delle donne. Per cui questo impegno è un impegno sia del comune ma anche di tanta altra gente che lavora insieme al comune. Insomma, si tratta di lavorare in rete. Grazie Assessore. Allora Barbara, torniamo un attimo perché ci avevi introdotto, io ti ho interrotta, ma volevo, come dire, chiudere la nostra intervista, il nostro racconto con Gaia. Adesso la sentiamo, però presentaci un attimo Gaia, come ha vissuto il suo percorso, che cosa le è successo, che cosa è accaduto, poi la sentiamo nella sua testimonianza diretta. Sì, quello che voglio dire è che ribadisco l'importanza, come ha già detto l'assessore, di attività come quella del volontariato, che è un'attività che va riscoperta e va valorizzata, perché purtroppo nella società nella quale siamo molto spesso si perde un pochino, no, l'importanza di farlo, e nella nostra associazione, la nostra Onlus, che è costituita solo da donne volontarie che si operano e si mettono a disposizione a livello anche di competenze professionali, non solo del gruppo ma anche all'esterno del gruppo, si sono messe proprio a disposizione, proprio nel caso di Daia, che è arrivata alla nostra associazione per il suo bisogno, e vorrei che fosse proprio lei a raccontare, e vorrei che fosse proprio lei a sottolineare quanto è importante denunciare e dare voce, perché lei è l'esempio che è necessario uscire fuori da quelle che è la dipendenza. E allora lo facciamo raccontare. Gaia, per cortesia venga qua vicino a me.
Allora, raccontiamo un po' la sua storia, da dove partiamo, cosa è successo? Io sono stata violentata, picchiata dal mio ex fidanzato, anche minacciata che mi voleva bruciare con l'acido addosso. Io dopo un po', grazie a Barbara che mi ha aiutato e tutto questo, di non stare in silenzio ma di urlare e dire stop alla violenza sulle donne, di denunciare ed essere aiutati anche da amici, famiglie, persone che ti vogliono dare una mano, ma non stare in silenzio, urlare proprio. Ecco, le volevo chiedere questo, però queste cose come partono? Magari partono a gradi, queste minacce, magari ci sono dei segnali prima di manifestarsi, cioè voglio dire, prima di arrivare, voglio dire, al discorso dell'acido, questo violento, ci sono dei segnali che magari è importante cogliere? Ci sono anche dei segnali che ti fanno dare il campanello d'allarme, da dire parla subito con qualcuno e non stare a aspettare di arrivare al livello che poi succede le cose che sentiamo tutti i giorni al telegiornale. Ma lei quanto è stata zitta prima di prendere questa decisione? Io dopo un anno e mezzo, quando pensavo poi parlando con la mia amica che lei mi aiutava, grazie a lei ho avuto la forza di andare subito a denunciare. Quindi in questo caso è stato importante parlare con un'amica? Esatto, è stata per me parlare con un'amica, aiutarmi a uscire dalla paura insieme a lei, mi ha dato forza. Uscire dalla paura, mi sembra questo il tema di questa giornata sicuramente di festa ma anche di profonda riflessione qui da Piazza De Ferrari.